Sei vittime in Veneto, il caso del Mycobacterium chimera partito dall'ospedale San Bortolò di Vicenza, dove la procura sta indagando sulla morte di un medico anestesista a 2 anni dal suo intervento al cuore. Toccherebbe anche l'azienda ospedaliera di Padova. Delle 6 persone decedute, 4 sono a Vicenza, una a Padova, una a Treviso, ma in Veneto sarebbero 18 gli infettati, pazienti trattati con un macchinario per la circolazione extracorporea del sangue, di cui già nel 2015 la ditta produttrice aveva raccomandato la sanificazione. Un caso su cui sta indagando la Regione, spiega il presidente del Veneto Luca Zaia. La preoccupazione di mettere in sicurezza la vita e la salute dei cittadini. Noi eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno ai 5 milioni di veneti e anche non veneti che vengono da fuori regione. È giusto garantire sicurezza, fare chiarezza fino in fondo e se ci sono delle responsabilità chi ha sbagliato deve pagare. In queste ore il Ministero della Salute ha chiesto alle regioni dati su eventuali casi di infezione invasiva da Mycobacterium, il cosiddetto batterio killer, che avrebbe provocato la morte di alcuni pazienti, oltre che in Veneto e in Emilia-Romagna. Chiarezza e in tempi rapidi, chiede il presidente Zaia, che aspetta i riscontri dei tecnici al lavoro. Abbiamo nominato delle persone ed è giusto che questi che sono titolati a farlo ci dicano qual è lo stato dell'arte.